Andrea Soddu, sindaco di Nuoro. Ieri il Consiglio regionale, nell'ambito della legge di riforma degli enti locali, ha varato questo polo culturale nuorese. Insomma, lei ieri è già intervenuto, insomma, qual è la posizione sua dell'amministrazione? La posizione è di un'estrema delusione per l'operato del Consiglio regionale, che ha di fatto espropriato Nuoro di quello che è il cuore della sua attività culturale, della sua politica culturale. Lo ha fatto senza nessuna ragione, perché avrebbe dovuto dire: io regione assicuro le risorse a degli enti culturali che si sono contraddistinti nei decenni per una politica culturale di valenza regionale, però faccio in modo che la governance, cioè la responsabilità di questi enti, rimanga nel territorio e quindi le decisioni politiche rimangano nel territorio. Se questa è la riforma degli enti locali che ha in mente il legislatore regionale, evidentemente è fuori completamente da quelli che sono i principi di buona amministrazione, i principi di leale collaborazione tra gli enti, e penso che non porterà bene a questa amministrazione regionale.